Appassionati di calcio, bentrovati, benvenuti e un saluto della consueta edicola ormai famosa in tutto il web. Infatti ringraziamo tutti i fans che ci seguono da casa, un ringraziamento particolare a mister Piero Gatto. Ciao. E un saluto dal vostro Salvo Sorci. Allora mister, qua ci sono giornate di campionato che veramente sconquassano tutto quello che magari uno può avere programmato all'inizio della stagione con risultati veramente strani. Dopo comunque sì, pareggi del sabato tra Camarat e Campofranco e Leonforte San Cataldese, abbiamo assistito a domenica ai risultati forse inaspettati. Un punto della situazione. Come ho detto la volta scorsa, il campionato d'andata di questi campionati è meraviglioso, perché è un calcio che lascia sempre sul filo del non scontato. E quindi è bello perché le squadre allora i gironi d'andata servono per le squadre che si devono salvare a salvarsi, perché è lì che conta. Quindi tu vedi, anche guardando la classifica, vedi squadre che poi a fine campionato li trovi lì, li trovi nella parte bassa della classifica, però all'inizio danno tutto, perché poi alla fine questi campionati li vincono sempre quelli che li devono vincere, cioè non c'è mai la sorpresa. Quindi alla fine tu vedrai che ci sarà la squadra che si diceva all'inizio del campionato doveva vincere il campionato, che vincerà questo campionato. Quindi questo è bello perché vedi veramente il calcio nostro, il calcio dilettantistico, e ti diverti per questo. Adesso andiamo ad analizzare un po' quello che è successo in questa giornata. Partiamo naturalmente con l'eccellenza. Intanto c'è questo pareggio del sabato tra due leoni della categoria, cioè il Camarat e il Renato Maggio, il Campofranco e il Restivo. Questo 1-1, a chi sta bene questo pareggio? Ma, intanto secondo me fa male a tutte e due, forse un po' meno al Campofranco, perché comunque è andato a prendere un punto a Cammarata, che comunque sempre per tradizione è un campo tosto. Però fa malissimo alla Camarat, che insomma già è 3 partite di seguito che non gusta la vittoria. Quindi adesso Renato Maggio, che tutti amano a Cammarata, deve cominciare a farsi sentire. Insomma, un punto in 3 partite, di cui 2 partite in casa, non sono tanti. Mentre il Campofranco è andato a prendere questo punto, che comunque fa bene, perché diciamo che Cammarata è sempre un campo dove difficilmente prendi punti, però è un Campofranco che ancora non carbura, cioè non ha quel ritmo che aveva lo scorso anno. Infatti in settimana ha preso Messina, c'è un ritorno del infatti Bomber. questo ti volevo chiedere, cioè adesso con il ritorno del Bomber Messina si rimetteranno, diciamo, il binario giusto per una stagione da protagonisti? Ma la volontà del Campofranco, della società c'è tutta, perché adesso il mister Estivo deve fare vedere quello che realmente sa fare, perché Cuiolo l'hanno riconfermato, hanno ripreso un Bomber come Messina che è in eccellenza, questo in 4 anni ha fatto 100 gol. Insomma, quindi adesso è bene che si incomincia a fare sul serio, perché così per sentito dire, il pubblico di Campofranco è diventato esigente. I risultati perché ha fatto bene. La scorsa partita si è visto poco pubblico rispetto a quello che ci ha abituato a fare, quindi questi sono dei campanellini che non fanno bene, perché questa è una società che comunque sono degli incassi che comunque reggono una società che in eccellenza è importante che ci siano. E il 2-2 tra Leonfortese e San Cataldese, cioè tra Misto e Torregrossa nessuno esce vincitore, però ecco, anche qui questo punto per chi è più utile? Perché a questo punto io intanto faccio i complimenti a Livio Torregrossa, è andato a prendere questi 2 punti contro la Leonfortese, anche perché pronti via è già stato 1-0 per la Leonfortese, e qui si dava, già io pensavo, ecco, hai visto Misto, dai, di nuovo, e invece la caparbietà e la testardaggine di questa squadra li ha portati fino al 2-2, quindi è un punto importante per la San Cataldese, perché noi sappiamo che fuori la San Cataldese un po' qualcosa la lascia, mentre la Leonfortese ha perso un'occasione per rimanere in testa e prendersi 3 punti che, come abbiamo detto prima, sarebbe stata una cosa importante. Allora, passiamo direttamente alle partite della domenica. L'Alcamo che espugna Mazzara, e qui onestamente, cioè, è stata una partita che onestamente
cioè, la previsione era da tripla, perché sarebbe potuto succedere di tutto. Allora, l'imperatore, che io per me Totò Bruscolesi è l'imperatore di questo torneo, di questi tornei, ovviamente non ha la bacchetta magica, non è qualcosa da aspettare, Totò Bruscolesi con la bacchetta magica e dava la benedizione. Poi io mi sono permesso di dire che per me questa non è una squadra adatta per Bruscolesi e quindi che secondo me serve qualcosa adatta all'imperatore, e quindi questa non è una sconfitta di Bruscolesi, che poi ha incontrato una squadra che noi ci siamo permessi di dire nelle precedenti puntate, l'Alcamo, che è fatta bene, che ha incominciato tardi, che piano piano deve cominciare a carburare e che sicuramente, sempre se non ci sono dei problemi societari, eccetera, eccetera, farà vedere delle buone cose. Poi il mio cardinale, lo sapete, Gianluca è un ragazzo che io voglio bene, ha fatto gol, continua ancora a tenere le redini in mano di questa squadra e quindi il Mazzara sicuramente sarà protagonista di questo campionato sicuramente, e quindi diamo tempo a Totò di mettere le mani sulla sua opera, e poi vedremo veramente chi è il vero Marsala. Il Mazzara, Scusatemi, il Mazzara, perché sennò ci tirano le pietre. No. Andiamo proprio all'unica palermitana superstite del campionato d'eccellenza, la Parmonval, che riesce a prendere questo buon punticino a Favara. La Parmonval, noi sappiamo tutto della Parmonval, quindi partiamo dal fatto che comunque nessuno si aspettava un inizio così positivo, però. Allora, nessuno vi aspettavate questo. In generale, ricordiamo a livello informativo. Ecco, perché la Parmonval è una squadra fatta da dei buoni giocatori, dove tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Quindi sta tutto in mano a un allenatore che è un buon tecnico, che sa far giocare bene la squadra, e quindi tutto dipende da lui. Quando c'è una società che comunque lascia fare, non stressa, un ambiente tranquillo, perché a Palermo non c'è lo stress del pubblico che vuole il risultato a tutti i costi, quindi puoi lavorare bene, e quindi questa Parmonval piano piano si sta organizzando, è una squadra organizzando e si sta organizzando bene, anche se bisogna dire, nella fattispecie ieri ha incontrato un grosso Pro Favara, e quindi confermo ancora che sarà una protagonista di questo campionato. Non è stato fortunato il Pro Favara, non è stato fortunato, però è pur vero che almeno sempre per sentito dire, perché io non metto la mano sul fuoco perché non l'ho vista, hanno detto che il rigore era quantomeno dubbio, quello del pareggio, però il Pro Favara è una squadra solida e sicuramente dai primi 3 posti, quindi un 2-2 preziosissimo per la squadra di Mutolo, che sta facendo bene, sta iniziando bene, e che secondo me continuerà a fare bene, perché non ci sono queste attese per questa squadra. L'importante è che questa squadra si salva, quindi tutto quello che viene dopo. E poi ricordiamoci sempre che perché ancora ora, ricordiamo che ha segnato Bernardo, il ragazzino Minnone, mancano i gol degli attaccanti, che se questa squadra resta un attaccante giusto, se Romeo facesse quei 15, 16, 18 gol che si chiede a un attaccante di spessore, questa squadra, ragazzi, potrebbe sognare. Perfetto, andiamo avanti, andiamo alla ancora sorpresa, perché non abbiamo promosso il Rocca di Caprileone, che a Raffatari fa bottino pieno e si pone a 6 punti. Certo, è una squadra che si deve salvare, non promossa, però sono 6 punti nelle prime 2 partite, poi c'è la prossima dentro casa, se la può giocare col Marsala, ma il Rocca comunque sta mettendo fino in cascina. Il Rocca si deve salvare, non mettiamoci grilli per la testa. Bongiovanni è un amico e lo sa che è una squadra che si deve salvare. Ha avuto la buona sorte di incontrare il Pro Favara la prima partita in casa, dove secondo me se la giocherà con tutti, e poi è andata a incontrare ieri un Raffatari che il mio amico Mimmo Bellomo deve vedere un po' cosa deve fare, perché secondo me è ancora un po' poco. Questa rossa secondo me non è molto per la categoria, quindi secondo me Mimmo è buono che
prenda dei provvedimenti, quindi diciamo sono dei 6 punti che, superata la prima partita che era quella importantissima contro il Pro Favara, che comunque ci possono stare, sono 6 punti di salute per quello che è il campionato del Rocca, e che io mi auguro, perché io nel Messinese ho tanti amici, quindi mi auguro che il Rocca faccia un campionato tranquillo come del resto sembra che potrebbe fare. Il Riviera Marmi con Iovino e Sette Case abbatte il San Sebastiano, che ormai quasi dopo le prime partite sembra ormai la squadra Materasso, quantomeno la vittima sacrificale, diciamo, di questo torneo. Allora, il Riviera Marmi è una buona squadra e quindi e comunque San Sebastiano sta pagando lo scotto della categoria, perché secondo me non è così la Cenerentola del campionato, sta pagando lo scotto del salto di categoria. Di solito vedi queste squadre non sono preparate all'eccellenza, perché sembra una categoria, sembra poco, però è tanto, sono sempre preparato, sono esperienza, paghi lo scotto, poi vediamo più avanti c'è un'altra squadra importantissima che vedremo che sta pagando lo scotto, perché non è solo la squadra, c'è anche la società, c'è l'organizzazione che deve essere promossa nell'eccellenza. Evidentemente magari c'è chi fa la squadra e non fa la società, e poi succede che non vengono i risultati. Quindi io mi auguro che il San Sebastiano si cala, cioè, riesce a capire bene come funziona il campionato, se no effettivamente farà un saliscendi, non glielo auguro, però che l'eccellenza è una bella categoria. Allora, ci rilasciamo, diciamo, col sapore e con il gusto della polemica proprio in questo argomento, perché andiamo a parlare del Serra di Falco. Il pareggio è introdosso del San Giovanni Gemini, ma dico, spulciando un po' nei siti, su internet, nei gruppi, diciamo, dove si parla di Serra di Falco, e c'è stato qualcuno che ha dato un voto soltanto all'allenatore, cioè hanno dato un 3 a Massimo Tutrone, ma dico, tutta la colpa di questo non rendimento del Serra di Falco è di Massimo Tutrone? Allora, è facile, cioè, perché i tifosi sono messi che sparano frecciate a mai finire. Si dà sempre all'allenatore la colpa, e comunque da buon allenatore è giusto che Massimo si prenda le colpe, perché così si fa. Però come dicevo poc'anzi, quando si è promosso, si fa un salto di categoria, io ho l'impressione che questa squadra è un'ottima squadra e alla fine vedrete che sarà sempre lì sopra nelle parti alte della classifica. Non lo so, manca di un DS che sia esperto di questa categoria. La società proprio non è pronta per fare l'eccellenza, e quindi un eventuale salto ancora perché finché tu fai seconda categoria, prima categoria, promozione, si può improvvisare, salvo. Sì. Ma quando sei in eccellenza, e io e lui ne sappiamo qualche cosa, che siamo stati con la nostra Palermitana, la Palermitana di nome e di fatto, che adesso non c'è più, in eccellenza non puoi più improvvisare, non puoi scendere in campo la domenica, hai la squadra bella, buona, forte e vinci, non è così. Quindi Massimo sta facendo un buon lavoro, fa giocare bene la squadra, però quello che conta sono i risultati. Adesso i risultati dicono che il Serra di Falco ha un solo punto, anzi no, credo che ne abbia due punti, e sono pochi, quindi sì, chi ne paga le conseguenze è sempre l'allenatore. Quindi il mio amico Massimo lo voglio bene, però adesso bisogna mettere un po' di punticini dentro, e non si può più guardare al gioco o alle belle cose. Quelle contano sono i 3 punti Massimo, quindi smettiamola di cercare il gioco, cerchiamo i punti, che è quello che vuole la gente, è quello che si aspettano un po' tutti. No, ma quello che mi chiedevo io più che altro è che una squadra con queste ambizioni come il Serra di Falco, ma si può permettere di lasciare partire prima Lococo, poi sostituisce un Messina e Messina adesso va via? Io dico, ho qualche dubbio, con tutto che comunque c'è una rosa, ad esempio il Real Madrid, diciamo, di queste categorie. Quando io dico che manca un DS in questa squadra, proprio no, è una domanda, perché non so poi magari come è andata realmente, dico, io mi riferivo proprio a questa tua intelligente osservazione, perché io un Fabio Messina non farei mai, uno che ha fatto veramente ha fatto 100 gol. Sì, perfetto, anche prima, dico, non faceva andare via Lococo, anche non poteva andare via, ma non lo tieni con le catene. Quindi sono delle cose che poi lasci, e poi magari ti vai a riempire di centrocampisti quando già ne hai. Quindi diciamo che
un po' alla Carlone è stata costruita questa squadra. No, era soltanto un appunto. Però dico, ecco, dove serve una persona saggia, di esperienza, dove va, sta attenta proprio a queste cose. Andiamo a concludere, diciamo, il gruppo con il Marsala che vince 3-2 con una Folgore, una partita spettacolare, pali, traversi, rigori, situazioni pericolose, un casino, 5 gol, quindi 3-2, comunque alla fine la spunta il Marsala che comunque vuole fare la protagonista di questo campionato, però la Folgore non è demeritata, era pure in 10, Allora, la Folgore era in 10, comunque, io ancora del Marsala rimango sempre dello stesso parere. Senso, ancora non si è visto. Non si è visto il Marsala, anche perché ha sofferto con la Folgore, sì va bene, era un derby, però quello che si aspetta del Marsala l'ha preso per i capelli questo risultato, quindi la Folgore non ha demeritato. Quindi secondo me ancora il Marsala deve venire fuori, serve da fuori, perché bisogna individualità per esprimersi, penso che ci sono. Dico, le ambizioni, lo stadio meraviglioso, il pubblico meraviglioso che lo segue. Domenica vedremo. A Rocca. Vedremo. Sì, questo può essere un esame di maturità. Quello sicuramente è un esame di maturità, perché lì non può, deve andare a prendere i 3 punti, se il Marsala è quello che è. Quindi io mi asterrei a dare giudizi sul Marsala, perché ancora non ho capito che strada vuole percorrere. Andiamo adesso dritti in promozione, scendiamo di categoria per andare in un campionato dove vede in questo momento la favorita Ligni che prendere 3 punti a Strasatti, comunque un Ligni che ha ben meritato la vittoria, e parliamo delle palermitane. Cus Salemi, questo Cus fa l'1-1 con Salemi, però ancora molti dubbi attorno a questa squadra, una conversazione in cui ho parlato, ancora non c'è grosse soddisfazioni, penso si possa fare di più, però non lo so, e ancora c'è molta confusione, anche nei giudizi, con le persone con cui ho parlato c'è molta confusione, c'è chi dice che è una buona squadra e può fare di più, c'è chi dice che invece la squadra è questa, non lo so, forse sarà l'esame di maturità, può essere domenica nel derby con i Delfini. Però dobbiamo considerare sempre che l'avversario è un avversario valido, perché il Salemi comunque è una squadra di categoria che spera in una promozione, quindi non ha incontrato l'ultima arrivata. Certo, il pareggio casalingo lascia sempre scontento, però secondo me io darei ancora un po' di tempo a Zappavigna, perché io l'ho vista, devo dire che comunque la squadra è una delle squadre che vuole giocare come i Delfini, che ne ho sempre parlato in una certa maniera. Sono le squadre che in questa categoria comunque giocano a calcio, quindi vediamo. Certo, e come dici tu, c'è chi ne parla bene, chi ne parla male. C'è un po' di confusione più altro nel giudizio, ancora staremo un po' a vedere, a cercare di capire. Rimandiamo a domenica, dove incontreranno poi i Delfini, che sono imposti a Carini per 3-1, ma io non parlerei in questo momento, iniziare proprio dal Carini, che con i Delfini ha preso 8 gol in 2 partite, un Carini che non riesce a vincere, un Carini che comunque ha una struttura adeguata a fare un campionato di vertice, che ha un buon allenatore, una dirigenza che comunque si è vicina alla squadra. Ma che sta succedendo? Noi l'abbiamo detto pure la volta scorsa, devono decidere, perché questo è un campionato che rischi di prendere pochissimi punti, perché tanto merito va ai Delfini, che è un'ottima squadra, però già 0 punti in 2 partite, anche in Coppa, ci sono stati dei campanelli di allarme dove la società doveva veramente prendere dei provvedimenti, ancora non li prende, si guarda attorno per capire cosa deve fare, allora rischia grosso. Mi dispiace per Roberto Guarneri, che è un amico, però il Carini rischia seriamente di retrocedere in questo modo. I Delfini, che con Perricone comunque continuano, diciamo, il loro trend positivo, sono a 4 punti, la prima quello pareggio contro Aligna ha parato per i capelli, poi adesso per un'altra dimostrazione di forza sempre a Carini, dove abbiamo ben figurato in Coppa. Cioè i Delfini comunque stanno crescendo, come crescono i ragazzi forse che a Perricone dopo allenamento da allenamento in allenamento. No, i Delfini comunque già questo fa capire la differenza di avversario che si è incontrato, perché quando ho detto che la Ligny era una buona squadra, e quindi l'ha dimostrata anche ieri con il successo, ha dimostrato di essere una squadra di peso dei Delfini, con questa vittoria di 3-1 a Carini. Però io dico sempre a chi c'è di non
di stare sempre con i piedi per terra, perché è una squadra che sta crescendo, si va inquadrando, si sta lavorando da 2 anni a questa parte, si sta lavorando e c'è un progetto dietro e sta facendo veramente, veramente bene e i risultati si incominciano a vedere. Allora, adesso andrei a parlare della delusione di giornata, perché Monreale col Dattilo fa dentro casa, fa 1-1 e onestamente per i valori in campo mi sarei aspettato qualcosa di più. Sergio noi lo conosciamo, lui ci conosce, a cui noi vogliamo bene, però Sergio deve, cioè io, tu sei stato suo allenatore, penso che 1-1 doveva, cioè questa è una partita di cui deve vincere, perché una squadra che ha Sergio deve vincere la partita. No, il Monreale deve vincere tutte. Cioè, non... io sono un po' arrabbiato con i miei ex ragazzi, perché erano tutti lì, c'era Rizzo, Ciccio Amato, veramente era la mia squadra, e anche Sergio che era come, però vedere soffrire questo Monreale contro una degnissima Dattilo, perché Dattilo è una squadra che è veramente forte, però per me il Monreale è di categoria superiore, quindi non si deve stentare. I problemi qui si hanno al centro del campo, si lavora con un po' di apatia, cioè si lavora quando si ha la palla al piede e non si lavora quando non si ha la palla, e quindi qui si soffre nel pigliare le ripartenze delle squadre avversarie, quindi questo non è buono. Quindi comunque Sergio ha avuto modo di parlarci a fine partita, prenderà i provvedimenti, perché comunque si tiene stretto questo pareggio, comunque classifica il punto, però noi dobbiamo andare oltre questo Monreale che ancora non si vede. Sorpresa, Real Calcio vince ancora, batte il Favignana 2-1 e comunque si piazza a 6 punti in testa alla classifica. Ma nel calcio so poco, quindi devo informarmi bene. Prima in classifica, c'è da vederla giocare, a Picone, che è un ragazzo che ho avuto io nel Mondiale, che ha fatto pure gol, e quindi già adesso è cresciuto, quindi è un buon attaccante questo ragazzo, quindi secondo me vedremo più là, non mi esprimo. Perfetto, ai posteri della tua sentenza, per oggi noi abbiamo finito. Un saluto da Salvo Sorci e Piero Gatto, e alla prossima. Buon calcio a tutti. Ciao.